ha guardato un po', è entrato. E tira fuori pistola a me e mi tira fuori tutti i soldi e ha dato e è scappato via. Sono ancora scosse le due giovani titolari del Liberty, la nuovissima sala da tè in via Cavour a Conegliano, rapinate ieri sera poco prima delle 20:30 da un malvivente. L'uomo, straniero, è entrato nell'esercizio commerciale mentre le due ragazze stavano facendo le pulizie. Dopo la chiusura ed impugnando una pistola si è fatto consegnare tutti i soldi. Ho sentito che dammi soldi, no? Io te lo strano, perché tanto soldi in tasca? Poi sono davanti a guardare con pistola così. Poi ha preso tutti i soldi che abbiamo fatto ieri, circa 300 qualcosa, più soldi personali 200 qualcosa. Subito dopo il colpo l'uomo è fuggito a piedi dileguandosi nelle vie del centro di Conegliano ancora affollate di gente. 8:20, c'è anche festa, c'è tanta gente, c'è pieno di macchina lì davanti, però attenta lo stesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che ora conducono le indagini. Al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza numerose in zona. Neanche il tempo di tirare un sospiro di sollievo per la cattura del rapinatore seriale della farmacia che i commercianti di Conegliano si trovano ad affrontare la paura per un'altra rapina. Le due giovani cinesi del Liberty, sorprese dall'accaduto, la sala da tè aperto da appena una settimana, cominciano ad avere paura. Un po' sicuramente, sicuramente sì. Adesso sai come facciamo? Noi puliamo i pavimenti a sera, puliamo il giorno dopo la mattina. Puliamo il bancone, puliamo il bancone, sì. puliamo tutto quello del caffè e i pavimenti lasciamo il giorno dopo.